Dopo un paio d'anni di matrimonio si cercava di avere dei figli, ma non ne arrivavano. Dicevano che c'era un problema di sperma, che i miei spermatozoi a un certo punto si addormentavano lì e non arrivavano dove dovevano arrivare. Falò aveva raccolto questa testimonianza anonima già 7 anni fa, quando si cominciava a parlare con insistenza del problema della scarsa qualità del seme. Mi sono un po' abbattuto perché dico, sono io il problema, una cosa e l'altra, e mi ha dato un po' fastidio. Però a te faccio, se è mio il problema, io non posso farci niente, te sono così. Tutto era partito da una ricercatrice dell'Università di Ginevra che da anni conduce studi in materia. Ogni volta che guardo al microscopio gli spermatozoi, c'è la stessa eccitazione di sapere: saranno buoni? Ce ne saranno abbastanza? Nel 2019 Rita Raban aveva pubblicato il cosiddetto studio sulle reclute, basandosi su campioni di sperma raccolti nelle caserme svizzere dal 2006 al 2016. Signori, la domanda è: perché tanti di voi non potranno mai essere padri? Se partecipate a questo studio, ci aiuterete forse a trovare una risposta e chissà, magari in futuro, anche una cura. 3.000 giovani militi dai 18 ai 22 anni avevano partecipato allo studio e i loro campioni biologici sono conservati in un seminterrato dell'Università di Ginevra, in congelatori speciali a meno 80 gradi. Questo campione arriva da Losanna, è del 2006, è uno dei più vecchi. Il nostro è stato uno dei primi studi nazionali. In Europa hanno fatto studi su giovani uomini, ma hanno esaminato soltanto campioni di sperma di persone provenienti da aree urbane, come Copenaghen. Noi invece abbiamo deciso di condurre uno studio a livello nazionale. Ne è emerso un risultato sconcertante, valido ancora oggi. Solo uno svizzero su 3 presenta una qualità di sperma ottimale, che soddisfa tutti i criteri fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le conclusioni dello studio sono in linea con quelle di altre ricerche che hanno documentato un calo della concentrazione spermatica mondiale dagli anni 70, tanto che l'epidemiologo Levin afferma che oggi gli uomini hanno la metà degli spermatozoi rispetto a 50 anni fa. Il calo del numero di spermatozoi a livello globale significa che c'è un problema, è una crisi di salute pubblica. Studi più recenti hanno proprio confermato che a livello globale questi dati, sia a livello di quantità che di forma, sono effettivamente più bassi di quelli che erano solo pochi decenni fa. E anche nella nostra attività di tutti i giorni dobbiamo dire che più del 50% delle coppie che devono rivolgersi al nostro centro effettivamente vediamo che la componente maschile è, se non gravemente, comunque una parte, un cofattore che porta all'infertilità della coppia. Uno sperma di scarsa qualità non significa sterilità, ma concepire un figlio può diventare più complicato. E anzitutto è importante conoscere lo stato di salute dei propri spermatozoi attraverso un esame, uno spermiogramma, come quelli effettuati regolarmente nel laboratorio del Centro di Fertilità di Locarno. Questa è la stanza dove si fa la raccolta del liquido seminale. Ci sono tante leggende su come sono queste stanze, ce n'è veramente di varie tipologie. Qui noi siamo sempre, diciamo, sul semplice, un lettino, c'è una toilette e c'è questo porticina che permette appunto una forma di privacy, per cui tu il campione lo devi depositare in questa porticina, suoni un campanello e poi verrà ritirato dal laboratorio senza necessariamente un contatto. La prendiamo qua e la portiamo per l'analisi al microscopio. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole che il campione stia almeno 20 minuti, mezz'ora. Bisogna aspettare che gli enzimi agiscano e si raggiunga una completa liquefazione. Prendo un po' di campione, mettiamo qua 10 microlitri di campione, sopra coperto da questo coprioggetto, e lo andiamo a valutare. Ok,
qui do il primo colpo d'occhio. Questo è un bel campione, ha tanti spermatozoi e con una buona motilità. Non mi baso su questo, ma devo effettivamente contarli, quindi ho un contacellule. I criteri principali per valutare la qualità dello sperma sono il numero di spermatozoi per millilitro, quanto e come si muovono e quale forma hanno, tenendo conto che solo il 4% degli spermatozoi ha una morfologia corretta. Questo che sto vedendo è un buon campione seminale, vedo una buona concentrazione, la motilità è effettivamente buona. Buono già vuol dire che più del 30% degli spermatozoi sono capaci di una motilità progressiva rapida. Poi però andiamo a contare anche quelli che sono immobili, totalmente immobili, quindi incapaci di motilità, e quelli che si muovono, noi diciamo, in situ. E poi c'è un terzo elemento importante. Sì, è la morfologia. Possono avere 2 code, possono avere anche 2 teste, possono avere, ecco, qui vediamo uno spermatozoo con 2 code, una testa molto, molto più grossa dell'atteso. Sono tutti difetti che nascono durante la spermatogenesi. Non vuol dire che gli spermatozoi non funzionano, però per noi fa, come dire, sospettare qualche cosa di disfunzionale a livello di produzione di spermatozoi. Questo campione non è un gran campione, è un campione che ha senz'altro una concentrazione inferiore di spermatozoi, ma soprattutto quello che balza all'occhio è che la motilità è assolutamente ridotta. Ce n'è uno. Ce n'è uno in questo momento che si muove e decisamente non è rapido, è d'accordo, sta un po' muovendosi sul posto. Quello è il famoso, che è il progressivo lento. Alcuni si muovono un po', shakerano sul posto, alcuni ce n'è uno, qualcuno normale, ma è chiaro che questo è fuori dai parametri che noi definiamo come normali. Perché fanno un percorso di quanto? È un percorso per loro, poverini, veramente lunghissimo. La tratta, non so, saranno 12-15 centimetri, arrivare fino alle tube, ma per una cellula che è grande e lunga, 20 micron, sono veramente... È una 1000 chilometri, sì, assolutamente, tra l'altro in pochi minuti. All'inizio, quando tutto sembrava ancora possibile, pensavo: figli, nessun problema, volentieri. Poi ci abbiamo provato per qualche anno, senza pensare a nulla di particolarmente negativo. Florian fa il carpentiere, ha 44 anni ed è sposato. Lui e la moglie hanno cercato di avere un figlio, ma già i primi test hanno dato un risultato inequivocabile. È venuto fuori che i miei spermatozoi non sono un granché atletici e non sono nemmeno tanti. È stato devastante. Mi sentivo insicuro, mi chiedevo: e adesso come facciamo? Avevo un dubbio atroce. Se lei vuole un bambino ma non può averlo con me, allora devo lasciarla andare? Era un grande dilemma. Florian parla del suo problema pubblicamente, ma per molti uomini il tema resta tabù. Ho notato che altri uomini che conosco e che sono affetti da questo disturbo non vogliono assolutamente parlarne. Devi confrontarti con delle debolezze che non sono affatto cool e di cui non vuoi parlare. Confrontarsi con il fatto che il proprio spermiogramma sia limitato, magari così limitato che rende quasi impossibile di poter avere un bambino spontaneamente, è un trauma che poi molto spesso noi uomini facciamo molta fatica a elaborare verso l'esterno, tendiamo a tenere tutto dentro di noi e che poi magari di colpo può scoppiare dopo, però sicuramente è ancora un grosso problema, lo vedo giornalmente quando devo dare dei risultati poi dello spermiogramma. All'inizio sì, non fa niente, poi magari dopo, sull'arco di alcune settimane o mesi, è il paziente stesso che ci dice: è stato molto più duro di quello che pensavo dover accettare, o a sapere che mia moglie deve fare delle cure per colpa mia, quindi è un tema ancora molto frequente. Ma come mai la qualità dello sperma è peggiorata negli ultimi 50 anni? Sono molti i fattori che possono portare poi a un peggioramento del liquido seminale. Tutti noi cercheremo un bambino sempre più tardi, quindi questo sicuramente non aiuta poi ad avere più chance nella coppia. D'altro canto, sicuramente a livello personale uno stile di vita sano, penso soprattutto al consumo di fumo, al consumo della cannabis, che sappiamo
peggiora anche la quantità ma soprattutto la qualità del DNA degli spermatozoi, rendendoli meno capaci di fecondare l'ovulo. Quindi l'età e il fumo, ma anche l'alcol, il sovrappeso, il calore eccessivo e altri fattori hanno un impatto negativo sulla fertilità maschile. Ma non solo. Analizzando nuovamente i dati in suo possesso, Rita Raban ha scoperto che ci sono delle differenze tra una regione e l'altra della Svizzera. La geografia è uno specchio dell'ambiente. Una persona che vive a Ginevra non è esposta agli stessi elementi di una che vive in una zona agricola. L'anno scorso la ricercatrice ha pubblicato un nuovo studio, da cui emerge l'esistenza di una zona negativa nel Canton Berna, dove la qualità dello sperma è bassa, e una zona positiva, vicino ad Aarau, dove gli uomini hanno uno sperma di migliore qualità. Il risultato ci ha incuriosito molto e ci siamo chiesti perché emergono questi raggruppamenti. Se un'intera area è interessata dal fenomeno, è probabile che alla base vi sia un fattore ambientale comune. Rita Raban e i suoi colleghi hanno esaminato l'uso del suolo, avvalendosi dei numerosi dati federali disponibili. I risultati sono eloquenti. Nell'area tra Thun e Aarau, dove la qualità seminale è migliore, l'agricoltura copre solo il 28,3% del territorio. Nella zona di Berna, dove i valori sono più bassi, le coltivazioni occupano il 52% della superficie. La prima cosa che viene in mente quando si parla di agricoltura sono i pesticidi. Ma non ne abbiamo conferma. Non abbiamo esaminato l'uso di prodotti fitosanitari in queste zone. Per capire il perché di queste differenze, dobbiamo esaminare la questione più a fondo. Sebbene il campione sia rappresentativo a livello nazionale, abbiamo analizzato soltanto lo sperma di 3.000 uomini. Per validare pienamente i metodi geografici e confermare sia i raggruppamenti regionali che la correlazione con le aree agricole, sarebbe necessario un numero molto più ampio di partecipanti. Pur con i suoi limiti, lo studio ha ricevuto un riscontro positivo dagli esperti del settore. Lo studio da un lato è sicuramente a livello proprio solo accademico molto interessante, 2 ci permette comunque di offrire qualche elemento in più ai nostri pazienti che spesso ci chiedono per quale motivo, cosa potrebbe esserci e spesso non siamo in grado di rispondere, di dare qualche elemento magari più concreto. E 3, in realtà ci sono studi simili, anche se non poi magari così grandi, sono stati fatti per esempio negli Stati Uniti, che indicano un trend simile, per cui tutti questi studi assieme sembrano un po' confermare che ci siano probabilmente delle correlazioni importanti fra i pesticidi e il peggioramento poi dei parametri seminali, per cui credo che sia importante lavorare magari adesso in futuro su quali possono essere queste sostanze. Lo studio ginevrino è interessante anche per chi si occupa degli effetti delle sostanze chimiche, come i pesticidi, sull'essere umano, come la direttrice del Centro di Tossicologia di Basilea. È la prima volta che la qualità seminale viene messa in relazione al territorio. È un approccio innovativo che ci permette di identificare le aree della Svizzera dove potrebbero esserci criticità legate alla fertilità maschile. Siamo esposti quotidianamente a circa 100.000 sostanze chimiche, ma solo il 10% è stato studiato in modo approfondito. Degli altri composti sappiamo pochissimo o nulla. Come tossicologa trovo questo dato allarmante. Non siamo esposti a sostanze isolate, ma a miscele complesse. E non sappiamo quale sia l'effetto combinato di tutte queste sostanze. Il lavoro da fare è ancora molto. Negli ultimi anni a Berna sono state presentate diverse mozioni parlamentari sul tema, ma sono rimaste lettera morta. Non solo. Uno studio a lungo termine sulle sostanze chimiche presenti nell'organismo è stato recentemente cancellato dalla Confederazione per motivi di risparmio. Abbiamo bisogno di più fondi. Il settore della salute riproduttiva è uno dei più sottofinanziati nel campo delle scienze biomediche. Florian Schisser, come la maggior parte degli uomini nelle sue condizioni, non ha mai saputo perché il suo sperma è di scarsa qualità.
Mi avrebbe aiutato saperlo, almeno a avere un indizio. Non si può sperare all'infinito. A un certo punto devi dirti, va bene così, accettare la situazione e andare avanti. Akzeptieren und weitergehen. Una testimonianza che ci arriva dalla Svizzera tedesca, perché evidentemente parlare di questo tema è imbarazzante, un problema fisiologico che diventa anche psicologico. Buonasera e benvenuto a Paolo Broggini. Buonasera. Medico che è urologo e andrologo e quindi conosce bene queste tematiche. Allora, dobbiamo fare un passo indietro rispetto a questa testimonianza. È assodato che la qualità dello sperma in generale, a livello mondiale, a livello svizzero, è diminuita negli ultimi decenni. È un fatto scientificamente accertato? Sì, direi in maniera ridondante accettato, proprio perché nell'arco degli ultimi 20 anni, 25 anni, si è proprio assistito a una riduzione progressiva di quei parametri che rappresentano la fertilità standard. E dunque il dato a noi suona come vecchio, tra virgolette, però è un dato inquietante sicuramente. Ecco, nel servizio abbiamo sentito una possibile causa, un'ipotesi di causa legata all'agricoltura, all'uso dei pesticidi. Ecco, lei riguardo alle cause, che idea si è fatto? Ma l'idea è semplicemente che non c'è una singola causa, ma che c'è un coacervo, c'è un caleidoscopio di cause che noi conosciamo molto bene. L'andrologo conosce per esempio il decalogo delle cause dell'infertilità maschile. C'è addirittura un decalogo. C'è un decalogo in cui si comincia subito da quelle che sono le abitudini voluttuarie dell'uomo. Quindi l'abuso dell'alcol, l'uso smodato del fumo e ovviamente anche i corollari che sono lo stress, che nella vita di tutti i giorni ci fa alzare il cortisolo e ridurre il testosterone, che è un ormone chiave sulla fertilità, ma anche l'obesità, che agisce su quello che è il meccanismo ipofisi-ipotalamo-gonadi, modificando la fertilità. Poi c'è il fattore ambientale, abbiamo sentito prima la questione dell'inquinamento, dell'uso dei pesticidi, che è molto preoccupante, e quindi abbiamo degli hotspot, cioè delle aree, dei cantoni, delle città che sono più esposte a questo problema, ma abbiamo anche dei lavoratori che sono più esposti a questo problema. Ecco, per esempio delle categorie di lavoratori che potrebbero teoricamente essere più esposti ad altre. Basti pensare ai lavoratori esposti alle vernici, ai solventi, che hanno tutti una funzione tossica sulla produzione seminale. Gli esposti alle fonti di calore, come chi lavora in fonderia, o anche il pizzaiolo che è a contatto col calore. Il calore è ben noto essere un elemento che riduce la fertilità. Ma ovviamente anche i lavoratori dell'agricoltura e in particolare qui in Ticino dovremmo ragionare molto sull'agricoltura vitivinicola, perché questi pesticidi sono veramente pericolosi, sono gli ADC, cioè gli Endocrine Disrupting Chemicals, che poi sono i composti organofosfati, organoclorurati, i piretroidi, i fungicidi, agiscono in particolar modo quando il lavoratore è esposto a una serie di trattamenti, per cui la vigna che ha necessità di fare 13, 14, 16 trattamenti all'anno vede dei lavoratori, che sono quelli che spargono questi pesticidi, sicuramente più esposti. Pensi che nella località di Bordeaux è stato fatto un'analisi sulle urine dei lavoratori delle vigne ed è stato visto che questi pesticidi erano presenti nelle urine come dei biomarcatori anche a distanza di 15 giorni da quando il lavoratore aveva sparso il pesticida. Quindi sarebbe il caso di fare addirittura, non so, uno studio epidemiologico, per esempio da noi, per vedere se questi lavoratori hanno questo genere di problematica. Assolutamente, fa parte di quelle che sono le misure sanitarie che dovremmo attuare. Per esempio noi in Ticino abbiamo 2700 piccoli produttori di vino, di uva in sostanza. Adesso a scanso di equivoci non vogliamo gettare un'ombra, però insomma lei dice è un settore che dovremmo monitorare. Ecco, anche perché c'è un obiettivo dell'Europa che è quella di ridurre il consumo di questi pesticidi entro il 2030 almeno al 50%. E dobbiamo sapere che
L'inganno di questi pesticidi è che funzionano a basse dosi e quindi magari dosi che sono accettate dalla comunità, però agiscono col meccanismo della sinergia. Quindi con altri pesticidi, esatto. Quindi c'è il problema della toxicity mixture, cioè si fa un cocktail di questi pesticidi, basse dosi, ma l'effetto è sinergico e quindi... Senta, avere un uomo inteso come maschio meno fertile, possiamo considerarlo un fenomeno epocale, nel senso che dalla sua comparsa sulla Terra siamo arrivati ad una svolta? Direi di sì, ma questa svolta è già cominciata da tempo. Sicuramente il calo demografico ne è l'esempio, ma anche l'aumento del numero di coppie che si rivolge ai centri di procreazione medico-assistita non fa altro che specchiare questo problema, che sicuramente è epocale. E poi, logicamente, dobbiamo pensare che a che età cercano i figli, le coppie? Sempre un'età più tardiva, per i soliti problemi sociali, la carriera, il ruolo economico. E dunque cosa succede? Succede che la miglior qualità del liquido seminale nel maschio è 20 anni, ma i figli li cerchiamo a 40. Ed è ben noto come, per esempio, la motilità degli spermatozoi si riduca dell'1% ogni anno dopo l'età dei 20 anni, raggiungendo a 35 anni già il 55% di spermatozoi mobili, quindi già una riduzione. Quindi ecco, come dire, la ricerca tardiva di un figlio va messa tra le cause di questa riduzione. Assolutamente, è una causa importante. Una causa sociale, ma è più importante. Come anche altre cause sono, per esempio, la mancanza della prevenzione. Non si fa prevenzione sulla infertilità. Invece questo è molto importante. Ecco, che tipo di prevenzione si potrebbe fare? O dovremmo fare, insomma, se vogliamo conservarci come specie. La cosa più semplice è imparare dalle donne. Le donne cosa fanno? Fanno la prevenzione andando dal ginecologo già a 16-18 anni, accompagnate dalla mamma. Bene, il maschio, l'uomo, dovrebbe fare la stessa cosa andando dall'andrologo, che è quello specialista che, per esempio, esclude quelle cause di infertilità già nell'età post-puberale. Per esempio, già capire che a 14 anni il maschio deve avere raggiunto completamente la pubertà è un fatto importante e questo è il lavoro del pediatra. Ma poi ci sono tutte le problematiche come il varicocele, che è la prima causa di infertilità organica, o il malposizionamento dei testicoli, e dunque sicuramente l'andrologo ha una funzione di regia. Quindi lei mi sta dicendo, facendo un test presto, a 18-20 anni, se uno avesse un problema, come dire, può correre ai ripari prima che sia troppo tardi, è questo il senso? Sì, la logica c'è, nel senso che noi, per esempio, ai nostri giovani ragazzi chiediamo se sono interessati a fare uno spermiogramma. L'utilità dello spermiogramma a 20 anni quale può essere? Teniamo conto che a 20 anni i giovani non gliene frega niente di fare un'analisi della propria fertilità, certo. Quindi ci dobbiamo un attimino lavorare. Certo. Però se un giovane di 20 anni, magari anche professionalmente esposto, magari un pizzaiolo, ecco, ci fa la domanda, ma io devo fare qualcosa, devo capire com'è, noi diciamo di sì, perché se poi riscontriamo dei valori nella propria liquido seminale che ci dicono che c'è una potenziale riduzione, a 20 anni sappiamo che questa riduzione, quando il paziente cercherà a 30 o a 40 un figlio, sarà ancora peggiore. Quindi avrebbe senso, per esempio, nel caso di un problema, congelare dello sperma come si fa con gli uova per le donne? La risposta è sì. La risposta è sì. Sicuramente noi a quel giovane diremo: guarda che devi cercare i figli non a 50 anni, perché esiste quel processo in base al quale l'età riduce la fertilità. Ma soprattutto gli diciamo: guarda, al giovane che ha un'alterazione seminale già a 20 anni, criocongela il tuo liquido seminale, perché è il miglior liquido seminale che tu produrrai durante la vita. Certo. E se il figlio lo trovi a 40 anni, lo cerchi a 40 anni, hai in banca qualcosa che ti può servire.